Carmelo Zappulla, nato il 7 novembre 1955 a Siracusa, Sicilia, nel quartiere della Giudecca. Zappulla è un celebre cantante, attore e figura della musica neomelodica italiana. È conosciuto soprattutto per le sue interpretazioni di canzoni popolari napoletane e per la sua movimentata e drammatica vita personale, che ha attraversato successi artistici, accuse giudiziarie e momenti di forte difficoltà. Zappulla cresce fino all'età di 24 anni nella sua città natale, Siracusa. Inizia a cantare da bambino, sviluppando presto una forte passione per la musica. Successivamente si trasferisce a Napoli, città di adozione e centro nevralgico della sua carriera musicale. Il primo grande successo arriva nel 1979 con il brano Povero Amore, scritto da Nino D'Angelo e inciso da Zappulla. Questo pezzo viene dedicato alla sua moglie scomparsa e apprezzato dal pubblico popolare. L'incisione vende oltre 1,5 milioni di copie. La canzone diventa un fenomeno così forte che il celebre cantante Mario Trevi, che l'aveva incisa per primo, decide di non eseguirla più dal vivo per non oscurare l'interpretazione di Zappulla. Povero Amore diventa prima una sceneggiata teatrale e poi un film cinematografico. Nel 1983 uscirà Pronto Lucia, diretto da Ciro Ippolito, segnando l'ingresso di Zappulla anche nel mondo del cinema. Altri brani noti del repertorio includono Pronto Lucia, Amore dove sei nu poco e Te canta storie e molti altri. Una parte importante e controversa della sua vita riguarda gli anni 90, quando viene accusato di essere il mandante dell'omicidio dell'amante della madre, che era la persona con cui sua madre aveva una relazione a Siracusa, sua città natale. Questa accusa derivò principalmente dalle dichiarazioni di alcuni pentiti di giustizia. A seguito delle accuse, Zappulla venne arrestato e anche trattenuto in isolamento in carcere per circa 2 settimane. Finisce coinvolto in un tunnel giudiziario molto complesso. Resta in latitanza per circa 3 anni. Un periodo drammatico documentato e poi raccontato dallo stesso Zappulla nel suo libro autobiografico Quel ragazzo della Giudecca, un artista alla sbarra, 1998. Nel 1996 viene assolto con formula piena da tutte le accuse, tornando così definitivamente libero e riabilitato. La sua storia è stata trasposta in un film biografico intitolato Il ragazzo della Giudecca 2016, in cui Zappulla interpreta se stesso. La Giudecca è un quartiere popolare e antico, storicamente legato alla comunità ebraica, e ha avuto un forte peso simbolico nella vita di Zappulla. Non a caso lui stesso ha raccontato spesso le sue origini e ha intitolato la sua autobiografia e il film sulla sua vita Il ragazzo della Giudecca, proprio in riferimento al quartiere dove è cresciuto. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi e ricordati di seguirmi e mettere un like, supportami!